La stragrande maggioranza dei padovani è in vacanza e i pochi che sono rimasti a casa escono di rado per evitare le temperature africane. Eppure, nonostante la città sia deserta, la grande distribuzione ha deciso di tenere aperti i supermercati anche nella giornata di Ferragosto. Aperti i punti vendita di PAM, Despara e Conad per tutto il giorno del 15 di agosto, a lì solo mezza giornata con i punti vendita più grandi. Una scelta criticata dalla Filcams CGIL, da sempre contraria alla liberalizzazione e alle aperture nei giorni festivi. Rimane per noi una battaglia di dignità e di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono godere di giorni di festa come le altre persone che lavorano e che hanno un'organizzazione del lavoro rispettosa dei loro tempi. Tutto questo si può fare ed è per questo che noi non molliamo ed è per questo che insisteremo sia con le associazioni datoriali che con le istituzioni per trovare delle nuove regole sulle aperture dei negozi. Questo per le lavoratrici e i lavoratori che sicuramente in queste giornate chiedono anche ai loro clienti di non frequentare i loro negozi, di non andare a fare compere in questi giorni perché questo sicuramente aiuta nella loro battaglia. Chiusi solo i supermercati Coop e le botteghe del Salone. La CGIL invita la clientela a non andare a comprare il giorno di Ferragosto per testimoniare la solidarietà ai lavoratori e dare un segnale alla grande distribuzione. Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi, senza essere un servizio essenziale, senza essere un servizio indispensabile, continuano a lavorare nelle giornate di festività lontani dalle loro famiglie.